Buongiorno Luca, 13° giorno di quarantena, in teoria l'isolamento dovrebbe terminare domani sera, ma qui ancora non è arrivata nessuna notizia ufficiale. Ovviamente l'attesa cresce con il passare delle ore. Secondo giorno del secondo tampone di massa, tutti gli abitanti di Vo a metà giornata, considerando la partenza di ieri, circa 1500 abitanti di Vo si erano sottoposti a tampone, per cui sta andando bene. La risposta in termini di impegno civile da parte degli abitanti di Vo è stata davvero alta. Noi oggi abbiamo incontrato questi soldati in camice bianco che sono in prima linea nella lotta al contrasto di questa epidemia. Vediamo il servizio e poi la linea può tornare a voi. Teniamo 4 postazioni aperte. Eccoli i soldati che combattono in prima linea contro il coronavirus, medici dell'ospedale di Padova e della Croce Rossa, infermieri e dottori specializzandi, tutti in trincea al pronto soccorso come in rianimazione oppure dentro il focolaio di Vo per eseguire il secondo screening a tutta la popolazione. Noi come medici siamo qua in prima linea per dare una mano a questa comunità di fronte a questa situazione che onestamente mai nella mia vita avrei pensato di dover affrontare. Dopo aver chiuso lo screening di tutti i cittadini di Vo di oggi, andremo a vedere il pacchetto dei positivi. 84 in totale i positivi trovati a Vo, uno studio che potrebbe dare un importante contributo nella lotta all'epidemia. Speriamo di riuscire a trovare dati scientifici che possano aiutare l'intera popolazione mondiale. Tutti gli operatori hanno avuto esperienze in teatri di crisi in Italia e all'estero. Sono stata in Siria. Ho fatto Mare Nostro questi anni, parecchi, poi ho fatto la Libia, 4 missioni. Esperienze che lasciano sempre qualcosa, dice sorella Elodia, succederà anche qui a Vo. Gli sguardi delle persone rimarranno sempre nel mio cuore. Quello che loro mi trasmettono è che io devo imparare anche tante cose da loro.